Il mio progetto si chiama Topofonie ed è un progetto di mappatura acustica della città di Vittorio Veneto. In pratica ho trascorso una settimana qui ospite del Festival Comodamente e ho registrato i suoni della città, passando dal rumore dell'acqua, del torrente Meschio, alle voci delle persone che abitano a Vittorio Veneto, anche a suoni invece più astratti, come per esempio la risonanza del traffico che faceva vibrare le ali della Vittoria alata, della Nike di Samotracia, che è alle porte della città, quindi il simbolo della città. Quindi ho campionato tutti questi suoni, di questi poi abbiamo fatto una mostra che documenta appunto il processo di registrazione dei suoni, e poi oggi c'è la performance in cui suono con questo sistema di speaker posizionati sul contrabbasso, riproduco i suoni della città arrangiati in una trama sonora su cui io poi improvviso con il contrabbasso, cercando di creare una fusione di suoni tra i suoni appunto della città e quelli dello strumento. L'arte, l'artista, lo è solo chi fa le cose che un altro non fa, capito? Chi fa una cosa strana, quello lo si chiama artista. Chi invece fa una cosa bella, normale, non è un artista, perché quello le stanno per tutti.
Regionale 11138 delle ore 18:51 proveniente da Venezia Santa Lucia e diretto a Calalzo, Pieve Cadore, Cortina, è in arrivo al finale.